Nel XII secolo erano molte le carovane di mercanti che trasportavano con i muli viveri, spezie e tessuti sulla via che attraverso il passo del Portello conduceva dall'area padana a quella ligure. A controllare questa zona strategica, dominando la valle con funzioni militari e riscossione di dazi, qui c'era il castello di Roccatagliata. Risalgono al 1173 le prime notizie certe sulla fortezza, allora contesa tra l'arcivescovo di Genova, Siro, e Rolando Avvocato, della famiglia di origine viscontile, curatrice per secoli dei beni della curia milanese, che manteneva possesso su parti della diocesi ligure, nelle pieve di Recco, Camogli, Rapallo e in quella di Uscio, che comprendeva Neirone, nel cui territorio c'era Roccatagliata. Dagli Avvocati la fortezza fu venduta ai Doria nel 1259 e poi nel 1273 passò ai Fieschi. Le prime notizie sono del XII secolo per il castello fortezza di Roccatagliata ed era proprio una rocca su questa rupe imprendibile con pareti tagliate nella roccia viva. Sì, erano pareti tagliate sulla roccia viva che, a quanto mi hanno riferito, sembrava che ci fosse una cava. Poi successivamente è stata sfruttata questo spazio di cava, questo intaglio qua, per costruirci il castello sopra. E proprio esattamente una testimonianza di questo è il pavimento di cociopesto e un punto in cui probabilmente era fissato un palo di legno per ancorare le strutture interne e gli eventuali pavimenti del castello stesso. Questo pavimento tra l'altro è stato datato anche col carbonio 14. Sì, è stato datato col carbonio 14 dal 1200, ci sono dei calcinelli che evidenziano la datazione del 1200 e qualche cosa, va fino al 1350, quindi in pieno periodo fliscano. Nel 400 la fortezza di Roccatagliata fu coinvolta nei conflitti fra Genova e Milano, interessato a uno sbocco al mare, e, conquistata dagli Sforza, fu rasa al suolo nel 1477. Del castello si è molto scritto e tramandato nei secoli, ma su quella rupe impervia non c'era più alcuna traccia visibile della rocca, fino a pochi anni fa, quando il comune di Neirone ha dato impulso a scavi e ricerche archeologiche. Riemerge quello che era qui, su questa rupe, nascosto, cioè quello che era sotto il suolo, attraverso campagne di scavi nate su impulso del comune di Neirone. Sì, esattamente così. Io son partito da un presupposto, no, in oggi per distruggere un immobile ci mettono 2 giorni e radono completamente al suolo tutto. Ma nel 1500, negli intorni del 1500, che mezzi avevano per distruggere un immobile? E mi son posto l'idea: sarà ci sarà rimasto qualche cosa, visto che non potevano ripulirlo proprio come si ripulirebbe ai giorni nostri. I fatti, diciamo che mi hanno dato ragione. Così fra il 2011 e il 2013 Neirone, con 150.000 euro di fondi europei stanziati dalla Regione Liguria e un cofinanziamento comunale di 30.000 euro, ha attuato con la soprintendenza campagne di scavi e recupero da cui sono emersi resti molto significativi delle antiche strutture del castello, vani intagliati nella roccia e pavimentati, vestigia delle mura di cinta, frammenti di ceramiche e intonaci. Intaglio nella roccia ma anche intonaci veri e propri sulle mura. Sì, intonaci vere e proprie sulle mura e ci sono ancora delle evidenze di pietre messe in orizzontale, diciamo con calce, diciamo insieme alla calce, sono stati messi insieme queste pietre qua in orizzontale che da un rilevamento con il carbonio 14 sembrano essere databili proprio nel periodo fliscano e queste si può dire con assoluta certezza che sono il residuo delle mura perimetrali del castello dei Fieschi. E del castello di Roccatagliata vediamo appunto anche dalla stratificazione di un tratto di muro, diciamo, che resta, appunto le diverse età e le diverse tecniche anche.
Questo è un, diciamo, residuo del muro di cinta di che sia tutto il castello, tutta la rupe, la parte, diciamo, legata alle fondazioni, perché il resto era stato appunto distrutto, come abbiamo ricordato. C'è una differenza netta di tecniche e di costruzione di questo tipo di muro. La prima parte, questi blocchi, queste bozzette di pietra, erano il muro antico, la parte superiore, quella fatta a lamelle, e invece appartiene a un'epoca diversa, dopo la distruzione. Sì, perché, dopo la distruzione del castello, chiaramente, i cittadini di Rocca Tagliata, gli abitanti di Rocca Tagliata, anche per questioni economiche, avevano bisogno di appezzamenti di terreno per piantare, non so, le patate, il frumento, roba del genere. Allora qui si vede chiaramente che c'è la parte di pietre stese in orizzontale con calce, come dicevo prima, e poi, sono state messe delle pietre in, verticale, proprio diciamo messe in verticale proprio alla ligure, no, per farci le famose fasce sopra. I reperti emersi dagli scavi ora formano un parco archeologico e storico sulla rupe di Rocca Tagliata, illustrato da pannelli esplicativi e raggiungibile da un sentiero attrezzato che risale il bosco. Del sito fa parte anche una cisterna per l'acqua, con volta a botte, plurisecolare, ma posteriore alla demolizione del castello, come risulta dalla datazione con il carbonio 14. È stata datata negli intorni del 1600. Ora ed è stata proprio fatta in quell'epoca proprio la volta, la cisterna e dalla volta proprio si vedono le stalattiti che scendono. Quindi è una testimonianza di carbonato di calcio che filtrando dentro la roccia, no, ha prodotto delle stalattiti più o meno della lunghezza di 4 centimetri. Questo utilizzo dell'acqua qua verso il 1600 e si pensa che sia stata utilizzata l'acqua che una volta utilizzavano i Fieschi, sia stata utilizzata per gli abitanti di Rocca Tagliata.